Amici sportivi di Telecittà, buon pomeriggio. Le immagini vi giungono dallo stadio comunale di Curtarolo e si riferiscono all'incontro di calcio valido per il girone E di prima categoria Curtarolese 97 Limenese. Giornata piovosa, campo molto allentato, spettatori un centinaio circa. Le formazioni: Curtarolese 97 in completo nero, Ertolupi Peruzzo Parpaiola, Bisortole Levantesi Torresin, Zaramella Favaretto Beghetto Meneguzzo Tombolato. A disposizione di mister Francesco Carnin, Donò Torniero Perazzolo, Rusu Filippi Grigio Santa Croce. Limenese in completo azzurro, Malosso Piccolo Lazzaro, Schiavon Rigoni Sartori, Simioni Visentin Alban Agnoletto Bertorelle. A disposizione di Pietro Rossi, Piva, Perin, Tramonti, Baldan, Nuanzè, Maniero. Dirige l'incontro il signor Milani della sezione AIA di Portogruaro. Passano solo 3 minuti quando gli ospiti affondano. Sulla tre quarti Visentin serve al centro per Bertorelle che rasoterra infila l'incolpevole Ertolupi. Limenese in vantaggio. La prima azione della Curtarolese al nono, da Bisortole a Tombolato che sceglie la soluzione di aggirare Malosso, ma si allunga troppo la sfera e l'assist a centro area non trova compagni. Dalla lunga distanza Visentin ci prova su punizione, Ertolupi di pugno alza sopra la traversa. Sull'azione che segue, il numero 1 della Curtarolese si oppone ripetutamente agli avanti della Limenese, salvando la sua porta. Ertolupi dà applausi. Sul lungo lancio di Ertolupi, Capitan Tombolato prova l'affondo in solitaria per concludere con un sinistro che Malosso controlla senza difficoltà. Con le immagini montate da Daniele Arena passiamo alla seconda frazione di gioco. Quinto, Rusu resiste ai difensori azzurri e serve un'ottima palla per Capitan Tombolato che colpisce benissimo. Malosso ci mette il piede e devia in angolo. Dal successivo corner matura una mischia in area. Il pallone finisce dalle parti di Rudy Zaramella che trova lo spiraglio giusto ed il meritato pareggio. La Curtarolese costruisce con ordine nonostante le condizioni del terreno di gioco. Da Zaramella a Beghetto, pronto il suo cross, ma la difesa si salva in angolo. 37esimo, prima azione ospite della ripresa. Sulla sinistra si invola Alban, sul traversone ancora pronto Ertolupi a respingere. Palla per Bertorelle che colpisce quasi a colpo sicuro, ma Ertolupi compie il miracolo. 40esimo, palla lunga in avanti di Schiavon. Nel tentativo di difendere, Torresin tocca di testa all'indietro, sorprendendo il proprio portiere che lì non può proprio arrivare. Limenese di nuovo in vantaggio. Minuto 43. Non è facile ma prova a reagire la Curtarolese. Azione sulla sinistra con tiro insidioso che finisce a lato. 47esimo, ultimo assalto. Zaramella dai 16 metri al tiro ma è reattivo Malosso che salva ancora di piede. Dopo 95 minuti finisce l'incontro. Curtarolese 1, Limenese 2. Ai nostri microfoni Giancarlo Gentilin, presidente della Curtarolese 97. A lui il microfono. Buonasera a tutti intanto. Intanto vi ringrazio per la vostra presenza oggi perché è stata inaspettata, però sono contento di avervi qui. Cosa dire? La partita purtroppo è andata male. Anche oggi è un autogol, abbiamo perso la partita, speriamo di superare questo momento un po' difficile per noi e recupereremo pian piano. Allora, un campionato in salita, c'è qualche giustificazione mi pare? Sì, i molti infortuni che abbiamo in quest'anno, che non ho mai visto una cosa così, cioè parliamo di una media di 6, 7, 8 giocatori infortunati da quando siamo partiti adesso. Adesso si apre la campagna acquisti, sicuramente 3 o 4 pedine arriveranno e cercheremo di migliorare qualcosa, insomma. Per i tifosi quindi una promessa di rinforzare la squadra e con quali obiettivi?
Beh, al minimo cerchiamo di salvarsi, la squadra viene rinforzata sicuramente, però minimo la salvezza, anche perché quest'anno avevamo qualche obiettivo in più, ma tutti questi infortuni non ce lo consente, insomma. Qualche nota positiva dal settore giovanile? Beh, il settore giovanile siamo contenti perché sta facendo molto bene, tutte le nostre squadre procedono bene. Quest'anno purtroppo siamo solo noi, la prima squadra che è partita un po' col piede sbagliato, ma non per colpa dei giocatori, proprio per la sfortuna che abbiamo, per gli infortuni che abbiamo tutto quest'anno. Insomma, abbiamo gente che ha già finito di giocare perché ha rotto il crociato, frattura alla caviglia, un insieme di cose pesanti adesso, stanno pesando troppo. Basta. Mister Pietro Rossi, allenatore della Limenese, ai nostri microfoni. Una partita che sembrava in discesa, dopo 3 minuti il gol. Com'è andata? Un tuo commento? Beh, intanto devo dire bravi a tutti i giocatori che in campo, perché la giornata di oggi è stata veramente infernale, non era facile giocare e anche non farsi male. Invece devo applaudire la correttezza di tutti quelli che appunto sono usciti in campo dal primo minuto. Il primo tempo nostro è stato molto buono, abbiamo iniziato bene, abbiamo fatto gol, anche un altro paio di occasioni importanti. Dopo il secondo tempo invece la Curtorlese obiettivamente ci ha messo un pochino lì, specialmente nei primi 20 minuti, ci ha fatto soffrire, hanno fatto un pareggio che ci stava anche, e dopo si è giocata un po' a rimpallarsi palla un po' di qua un po' di là per tutto quanto il resto della partita, perché il campo non permetteva altro oggi. 3 punti preziosi per andare dove o per guardare a che cosa? Il nostro obiettivo primario è salvarsi senza andare ai play-out. Prima ci arriviamo, meglio è. Dopo, quando siamo lì, vediamo cosa possiamo fare di più. Un'ultima cosa, una promessa ai tifosi, rinforzi nella squadra, oppure vi accontentate di questa situazione? Se dovesse presentare qualche occasione, vediamo. Noi dobbiamo stare molto attenti al bilancio, perché non possiamo andare fuori il budget che ci siamo prefissati, che per noi è una cosa essenziale, anche perché non possiamo promettere quello che dopo non possiamo mantenere. Perciò il nostro obiettivo è prima di far bene con questa squadra qui. Se c'è possibilità di prendere qualcos'altro per migliorare, vedremo. Siamo con Rudy Zaramella, autore del gol della Curtarolese 97. Sentiamo il suo commento sull'azione. Il gol è nato da un calcio d'angolo, c'è stato un rimpallo in area, sono riuscito ad arrivare ed è andata a fil di palo, il portiere non ci è arrivato, ci è andata bene. Allora, è il primo gol della stagione, ma prometti qualcos'altro? Io cerco di dare sempre il massimo e speriamo che la fortuna giri un po', perché anche oggi siamo stati un po' sfortunati e siamo ancora all'ultimo posto, ma cerchiamo di dare il massimo. Anche a nostro parere oggi non meritavate di perdere un bel secondo tempo. Sì, ci sono state occasioni da entrambe le parti, la partita è stata abbastanza combattuta, sfortuna, autogol quello che è stato. Comunque dalla prossima volta cercheremo di vincere, sicuramente.